Savuda. Bene ragazzi, qui è Savuda, siamo qui con una puntata su MV3. Non è un free for all life, non è niente praticamente, è semplicemente così una puntata speciale, tra virgolette, giusto per parlarvi di aggiornamenti, un po' come quelle che faccio su Black Ops, diciamo. Scusate se qui all'inizio mi vedete un attimo fermo nella partita, ma stavo, diciamo, rispondendo a un messaggio su Steam. Come mai una partita su MV3? Perché ultimamente mi sto ritrovando a fare dei punteggi veramente tanto buoni, 40-13, 40, cioè 42-13, 42-12, 36-6, cioè ho fatto questi buoni punteggi e questa partita non ve la spoilerò perché altrimenti vi perdete il gusto. Ho fatto buoni punteggi e allora ho detto dai vabbè, siccome ho delle cose da dire proprio riguardo dei giochi su computer tipo MV3 e proprio riguardo aggiornamenti sul mio canale, perché non approfittare di una puntata su MV3? Allora, comunque, prima di iniziare, volevo dire che come mai secondo me sto giocando così meglio su MV3? Probabilmente è dovuto al fatto che ho diminuito la sensibilità del gioco e forse riesco a tenere un po' meglio la mira. Mi aveva spiegato un mio amico Fabrizio, che saluto. Spero che guardi questo video perché so che è un mio fedele iscritto ed è impegnato adesso col lavoro e quindi magari non ha tempo per vedere i video. Comunque lo saluto e gli farò presente di averlo salutato e lo ringrazio per avermi detto che praticamente la sensibilità in un gioco va calibrata per esattamente un movimento naturale del polso di 180 gradi. Nel senso, se noi trasciniamo il mouse verso destra o verso sinistra se siamo mancini, con un movimento naturale del polso, piegazione massima naturale, e facciamo 180 gradi nel gioco, allora quella è diciamo, la sensibilità giusta. Ho adottato questa tecnica e mi sono trovato molto bene, quindi lo ringrazio. E possiamo partire col discorso che volevo affrontare per questo gameplay. Il discorso è i cheater. Ne ho già parlato un pochettino nel Battle Puda, ma volevo affrontarlo più approfonditamente. Io, diciamo, sono felice di essere un PC gamer. Mi trovo molto meglio col mouse e tastiera piuttosto che col joypad. E sono veramente tanto contento di essere un PC gamer, anche perché i giochi per i computer costano di meno, costano molto meno. Ad esempio ho prenotato la versione Freedom di Assassin's Creed 3 e l'ho pagata a 70 euro, cioè la pagherò a 70 euro, mentre la stessa versione per console costa 100 cazzo di euro. Diciamo che quindi anche per questo motivo è meglio. Poi esistono chiavi russe, esistono giochi scaricabili senza doverli per forza comprare. Insomma, è non lo so, è molto meglio giocare per computer, diciamo, anche perché il computer dà una qualità migliore grafica, secondo me, e quindi secondo me è meglio giocare per PC. Tra l'altro odio Mano del Morto, ma vabbè, questo non importa. Per chi mi sta solo ascoltando ma non sta guardando il video, mi hanno appena ucciso con Mano del Morto. I cheater. Il problema dei computer. Il problema del gioco nei computer sono proprio i cheater. Ci sono tantissime persone in tutti i giochi. Io faccio riferimento per ora, siccome è il maggior esempio, l'esempio più classico, l'esempio più lampante negli FPS. Ad esempio, vediamo miliardi e miliardi, no vabbè miliardi no perché siamo miliardi nel mondo, milioni di persone usare wallhack, aimbot, micro. Per chi non lo sapesse, il wallhack è il vedere attraverso i muri, quindi sapere in anticipo da dove arriva l'avversario. L'aimbot è la mira fissa sull'avversario, quindi ti permette di mirarlo automatico, diciamo. Ti permette di mirarlo automaticamente e anche di stare quindi praticamente senza rinculo o in no scoop, insomma praticamente lo colpisci con tutti i colpi che spari, a meno che non laghi. Poi la micro è quella specie di fuoco rapido, tra virgolette, per il mouse, come lo definisce il mio amico, che se hai un'arma a colpo singolo
tu tenendo premuto il tasto del mouse ti vedrai comunque sparare come una mitraglietta. Quindi armi come ad esempio il FAL in MV2 che one shotano praticamente, uccidono con 2 colpi, avranno un'efficienza molto maggiore, perché ti troverai praticamente a devastare l'anima alle persone, perché quasi come se avessi una mitraglietta che uccide con 2 colpi, diciamo. E questo è un problema nei computer, perché nei computer i cheater arrivano prima che nelle console. Arrivano prima, magari non subito appena uscito un gioco, ma dopo qualche mesetto già si fa sentire la presenza di persone che cheatano. E ormai non è più possibile fare una partita su MV3 senza che ci sia un cheater. Praticamente in ogni partita di MV3 trovi cheater, praticamente in ognuna. Ci sono persone che dicono sì, ma tu sei esagerato, magari ne vedi troppi, eccetera. Ma ragazzi, a volte è lampante. Fortunatamente ultimamente sono in un periodo positivo e quindi sto riuscendo a giocare bene, anche se magari ci sono cheater. Non credo sia questa partita il caso, perché non mi è sembrato di incontrarne, anche perché forse non sarei riuscito a fare il risultato che ho fatto. E diciamo che anche su Battlefield ultimamente, nonostante ci sia il Punkbuster, io scelga server con Punkbuster eccetera eccetera, anche su Battlefield si incorre spesso nel bastardino che ha l'aimbot per gli headshot o il wall hack, e te ne accorgi semplicemente perché tu guardi il tuo ping, guardi il suo ping, pingate quasi uguale ed è impossibile che ti veda così tanto prima. Cioè, poi c'è da affrontare il discorso del gusto. Che gusto ci si trova a vincere barando? Questo l'ho già detto nel Battle Puda. Che gusto ci si trova, ragazzi? Se voi lo sapete, me lo potete spiegare in un commento. Che gusto si prova a vincere già sapendolo? Cioè, è come andare a vedere il derby Inter-Milan. Tu magari tifi Inter, ma sai già che vinci. Non vai a vederlo il derby, non te ne fai un cazzo di andare a vedere il derby. Come giocare i mondiali, non soffrire poco a poco e sapere che l'Italia ha già vinto i mondiali. Non ha senso. Cioè, veramente non ha proprio senso. Non c'è gusto. Non c'è proprio gusto. Tu pensi, oh che bello, ho vinto. No, non lo puoi pensare. Non puoi pensare che figo, ho fatto una bella partita, sono pro. Non puoi infogarti, perché tanto era già tutto scritto. Era già tutto scritto. Perché se tu hai quelle merdate là, sai già che andrai a vincere. Che andrai a vincere o fare un grande score, eccetera, eccetera. Cioè, si parla comunque di tantissimi. E poi, comunque, si rovina il gioco agli altri. La parola gioco è una parola che include il divertimento delle persone col quale si fa l'attività ludica. Quindi, se io gioco, coinvolgo una persona e permetto a quella persona di divertirsi con me. L'etimologia della stessa parola dice questo. Quindi io, quando gioco, preferisco che si divertano anche le altre persone, i miei amici, gli avversari. È molto più bella la competizione. E invece così, cheatando, io non ci trovo gusto. Io spero che questo discorso faccia riflettere a qualsiasi cheater che magari guarda questo video. Spero che non ce ne siano 3.000 iscritti. E se ci sono io, vi invito col cuore a giocare senza, ragazzi. Giocate col vostro impegno. Quindi a questo punto io vi saluto, ragazzi. Questo discorso è abbastanza serio. Questo discorso io spero che voi lo possiate comprendere. E vi lascio con lo score finale. Ci sentiamo alla prossima. Bella.